campagna pubblicitaria inaspettata ma con risultati enormi. Io ve lo dicevo ancora qualche anno fa e qualcuno mi biasimava, addirittura mi prendeva in giro quando dicevo ci vogliono gli influencer. I creator sono gli influencer, sostanzialmente sono coloro che creano dei contenuti, ci permettono di parlare di un Veneto minore in maniera virale, endemica nella rete che oggi è utilizzata dai giovani per assumere molte informazioni, ad esempio di natura turistica, sportiva, ambientale, e quindi c'è una rete, c'è un network che abbiamo iniziato a creare, ma non è il punto d'arrivo, è il punto di partenza, che crescerà sempre di più e permetterà alla Regione di avere ovviamente questi ragazzi sempre disponibili a collaborare con noi. Già pronti per nuovi progetti? Sì, non posso anticiparlo, ma sarà assolutamente rivoluzionario, direi non solo a livello nazionale ma anche internazionale, perché partiremo veramente con un bel grosso progetto. Io spero che a ottobre si riuscirà a presentare. Mi ha colpito la considerazione di un ragazzo che ha detto di solito le visualizzazioni sono legate a messaggi ironici, però questa volta anche messaggi di contenuto più approfondito sono stati progressivamente visualizzati e sono piaciuti. I messaggi non sono banali, possono essere sicuramente in molti casi leggeri, volutamente leggeri, ma per introdurre dei temi importanti. Penso che la promozione turistica del Veneto minore in particolar modo, agroalimentare, dell'accessibilità, della sostenibilità, temi come quelli della disabilità e molti altri temi sono assolutamente temi che sono stati toccati, a volte anche magari in maniera leggera, ma hanno permesso di essere assolutamente proattivi. 79 milioni di visualizzazioni e 19 milioni di contatti veri non sono poca roba. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.